Sì, francamente è un approccio drammatico alla politica, cioè far politica per prendere qualche topo in più, francamente a noi sembra sterile e controproducente. Io credo che ci voglia un progetto serio per creare e costruire consenso di cittadini e non prendere topi. E quindi allora se c'è una scelta da fare con un programma comune, è quello che sta facendo l'Italia dei Valori, si presenta col proprio simbolo senza accoppiarsi con strane ammucchiate che poi alla fine il giorno dopo, ammesso che si superi l'asticella, si torna ognuno dalla propria parte. Per quello che ci riguarda è la proposta seria che vogliamo fare, persone normali candidate al Parlamento europeo per portare avanti buone idee che hanno al centro il lavoro, quindi un contratto collettivo di lavoro europeo, una fiscalità europea che consenta alle nostre imprese di essere tassate al pari di quelle europee, perché non è tollerabile che la Fiat chiuda in Italia per andare in Olanda e in Inghilterra, è ovvio che gli conviene di più. Infatti voglio divagare un attimo, quello che diceva prima il professor Ichino, francamente è una visione del mondo del lavoro eccessivamente fantasiosa, che le imprese italiane oggi, soprattutto le piccole e medie imprese, chiudano perché non riescono a trasmettere il know-how o non trovano il personale da impiegare. Francamente io prego di andare in giro per le strade, il problema è completamente diverso. Le imprese chiudono perché hanno una tassazione eccessiva, un costo del lavoro elevato e non perché non trovano il personale. Se una banca centrale europea che eroga credito allo 0,25, riteniamo che vada istituito un tasso soglia di usura europea per fare in modo che si possa finanziare in Italia le imprese come avviene in Germania al 2%, perché sennò i nostri imprenditori non è che non trovano personale, non possono competere in un mercato europeo.